Eccoci con Claudio Tognoni, lui è responsabile per la promozione e il marketing turismo della regione Friuli Venezia Giulia. Mi sembra che qui, Claudio, insomma, la scelta fatta quest'anno qui alla BIT sia una scelta vincente. Sì, questa è una scelta vincente, quest'anno siamo riusciti a garantire una presenza alla BIT importante, uno stand ben organizzato con la presentazione di tutti i cluster, dal mare alla fascia intermedia, agli eventi, all'enogastronomia fino alla montagna, tutti rappresentati nell'ambito di un prodotto unico che si chiama Friuli Venezia Giulia. Possiamo dire, Claudio, che è anche stato uno degli stand più visitati perché abbiamo visto transitare VIP ma anche tantissima gente. Sì, un'affluenza continua, uno stand molto animato, abbiamo anche la fortuna di avere le frecce tricolori che sicuramente sono un'attrazione importante e abbiamo avuto anche molti ospiti nel corso di queste giornate, tra i quali vorrei ricordare Luca Zaia e Matteo Marzotto, che è presidente dell'Enit. Alla BIT di Milano, qui in Friuli Venezia Giulia, non poteva mancare certamente il brand enogastronomia. Qui siamo con Diana Candusso, che insomma è una che se ne intende e che soprattutto segue tutti gli eventi in Italia e anche all'estero. Qua alla BIT abbiamo la possibilità di svolgere un vero e proprio itinerario enogastronomico all'interno dello stand. Ciò significa che al di là delle attrattive turistiche che possono essere state ricreate dal mare, dalle montagne, abbiamo una vera e propria zona dedicata all'enogastronomia, suddivisa diciamo in 3 spazi principali. L'osteria al piano terra, che è una novità, nel senso che quest'anno abbiamo voluto ricreare quest'osteria tradizionale per richiamare anche un po' a quello che era il passato della vecchia osteria friulana. Poi abbiamo i laboratori del gusto, che sono delle degustazioni guidate con dei relatori dove vengono presentati i prodotti dell'eccellenza regionale abbinati ai vini tipici della nostra regione. Al piano di sopra, la zona più importante perché è rialzata, abbiamo i ristoranti che ogni giorno hanno un tema diverso, un tema che tratta o la zona del Pordenonese, abbiamo poi la zona di Udine e della Carnia fino ad arrivare alla zona di Trieste e del Carso, quindi un vero e proprio itinerario enogastronomico percorrendo la nostra regione dall'alto fino alla costiera di Trieste. Fabrizio Gallina, a te il compito di promuovere insieme a tutto il tuo team 2 prodotti importantissimi per il Friuli Venezia Giulia, il prosciutto di San Daniele e il formaggio montasio. Sì, compito gratissimo per 2 prodotti d'eccellenza come appunto il formaggio montasio e il prosciutto di San Daniele, che sono sicuramente i prodotti gastronomici che in qualche modo rappresentano la regione e l'eccellenza della regione, anche perché sono i primi 2 prodotti DOP certificati in regione. Di recente abbiamo anche certificato la Brovada, ma ci sono anche altri prodotti comunque di cui si potrebbe parlare. Parlando di questi prodotti, non mancano mai nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi, perché sono conosciuti nel mondo ma non lo sono mai abbastanza per quanto sono le loro peculiarità e le loro caratteristiche, e quindi non manchiamo di presentarli in laboratori o nell'ambito della ristorazione friulana in diverse preparazioni e ricette che ben così si prestano ad esaltare le qualità di questi splendidi prodotti. Lui è di casa ormai in Friuli, è 4 anni che è testimonial, ma soprattutto è di casa in tante trasmissioni televisive, è a Lignano. Maurizio, ben arrivato, insomma siamo qui nel contesto della spiaggia perché sappiamo che tu sei spesso a Lignano, no? Assolutamente sì, infatti hai detto testimonial, mi fa piacere poter essere definito testimonial, ma io lavoro a Lignano da 4 anni al Beach Village, che è vicino a Terrazza Mare. E insomma in questi 4 anni sta nascendo una cosa straordinaria, perché abbiamo tante persone che vengono a seguirci la sera, di giorno, con l'animazione, con i balli di gruppo. È un risultato straordinario perché lavorando sempre nei villaggi turistici, il villaggio è tra virgolette più facile perché la gente ce l'hai lì, punto e fine. Lignano è proprio tutta la città, quindi convincere qualcuno a venire lì e star lì con noi vuol dire che c'è creato qualcosa, no? E si chiama amicizia quella parola, è molto bello. Dimmi una cosa, perché in effetti tu hai detto che Lignano ha il suo fascino, ha qualcosa in più delle altre spiagge. Sono strabiliato da Lignano, spero che mi crediate perché insomma io queste parole non le spendo per altri posti dove vado e in vacanza e a lavorare. Lignano io trovo che sia eccezionale, primo per la pulizia, secondo l'educazione, tu vai in spiaggia, io ho visto gente giocare a pallone, gente divertirsi, ma c'è, dico quasi silenzio, quasi, ma c'è la tranquillità, si sta proprio bene.
è una cosa che io rimango strabiliato ogni anno. Lui ha passato 13 anni a Udine, ma adesso si è innamorato anche di Grado. E Valerio Bertotto, insomma, ormai tu hai casa a Grado, sei anche il testimone di Grado, no Valerio? Sì, sono testimone del nuovo consorzio Grado Turismo, mi è stata chiesta questa cosa, io con molto buon grado per giocare con le parole ho accettato perché sono amante di questa bellissima località e credo che abbia al suo interno delle cose splendide, il paesaggio, la tranquillità, la serenità, la possibilità di vivere molto serenamente appunto una vacanza sia per te che per la tua famiglia, quindi mi onoro di poter dare il mio contributo per sviluppare Grado. Tantissimi sportivi, giocatori vengono a Grado per venirsi a curare. Sì, è vero, l'aspetto termale, no, delle sabbiature sicuramente è un punto di forza. Negli anni è stata veramente un must per Grado questa tipologia di turismo. Crediamo che ci siano le possibilità per ampliare, per sviluppare ancora di più la possibilità e la richiesta appunto da parte nostra nei confronti di chi vuole venire a Grado per trovare un benessere e per vivere bene, per mangiare bene, per bere bene in simbiosi con la natura, quindi tutte situazioni positive che non possono che fare bene. Lei è splendida, è la testimonia del Friuli quest'anno, sto parlando di Eleonora Casalegno. Cosa mi dici di questa tua esperienza qui nello stand del Friuli Venezia Giulia? Guarda, meravigliosa, stand è un eufemismo perché è veramente qualcosa di unico, di magnifico che delizia anche i nostri occhi, questa ricostruzione di questo territorio, di questa regione così fertile, quindi il verde, le montagne, il mare, l'enogastronomia che è meravigliosa, ecco. Abbiamo fatto dei percorsi attraverso te, veramente dei laboratori del sapore pazzeschi. Io devo dire che fra l'altro lavorare con te, anche ovviamente con la Silvia, con la Marina, è stato veramente fantastico. Volevo chiederti, adesso tu ovviamente sei la domenica opinionista Canale 5, però ho saputo che hai anche degli altri progetti perché hai fatto un percorso veramente notevole. Come ti ritieni? Soddisfatta in questa tua carriera, Eleonora? Penso che ognuno di noi non sia mai soddisfatto, vorrebbe fare sempre di più, sempre meglio, però fa parte della vita, siamo qui per imparare. Comunque sono fiera perché tutto ciò che ho fatto l'ho fatto perché realmente lo volevo fare. Nella vita forse bisogna imparare anche a dire tanti no, a volte hai dei rimpianti, però poi alla fine si va avanti. Io ho 16 anni che faccio questo lavoro. Però hai sempre cercato di fare una televisione di qualità. Sì, anche se ormai è veramente difficile poterla fare di qualità. Siamo arrivati a un livello dove io stessa dico, peggio di così si può solo scavare, e forse abbiamo anche già iniziato a scavare, ma ci sarà una risalita sicuramente, si risalirà. Alla prossima, grazie. Grazie, ciao.